got a looks that books take pages to tell. He's got a face to make you fall on your knees. He's got money in the bank to think, and I guess he could think. Con oltre 600 eventi l'anno, il comune di Jesolo si colloca fra le piazze più vivaci del panorama turistico nazionale. Non solo mare, è il caso di dire. Qui si vive di turismo e di prossimi campionati individuali allievi e per regioni cadetti protrarranno la stagione fino a metà ottobre. L'obiettivo di questa amministrazione è di prolungare il più possibile la stagione estiva, soprattutto nel fine settembre e primi di ottobre, e quindi abbiamo in programma una serie di manifestazioni, ma non solo sportive, ma anche culturali, di spettacolo in genere, per cercare di raggiungere questo obiettivo di prolungamento della stagione. I numeri sono imponenti. Più di 1400 allievi sulla pista dell'Armando Picchi fra sabato 5 e domenica 6 ottobre in rappresentanza di circa 300 società sportive ed oltre 1 migliaio di cadetti il fine settimana successivo. Nel complesso, fra atleti, genitori ed appassionati, sono previsti quasi 10.000 arrivi. Si tratta di 2 fine settimana, prima assoluta, all'insegna dell'atletica giovanile tricolore. Non era mai successo infatti che allievi e cadetti gareggiassero consecutivamente nella stessa sede. Questo doppio evento, mai tentato prima in Italia, ovviamente per noi da una parte fonte di soddisfazione, ma anche stimolo a un impegno ulteriore. Abbiamo organizzato a detta di tutti bene i 2 eventi precedenti dei campionati italiani cadetti individuali e per regione del 2012 e del 2011. Quest'anno questo doppio evento vedrà Jesolo teatro dell'atletica giovanile italiana e ci auguriamo che, come sempre, sapremo rispondere alle aspettative di tutta Italia. Jesolo si fa quindi portavoce di questo messaggio positivo in un'Italia che sta soffrendo, ma che noi, mondo dello sport, vogliamo risollevare. Molti volti che il direttore tecnico giovanile azzurro Stefano Baldini terrà d'occhio, fra i quali spiccano alcuni veneti. Nei cadetti, in particolare, quella del Leone Alato è la regione campione in carica. Spero reciti il ruolo che compete al Veneto, quello di primo attore, di forza emergente, di forza di sicurezza dell'atletica italiana, sia con gli allievi che con i cadetti. L'obiettivo è sempre quello di allenare questi atleti all'atletica di domani, quella di quando saranno grandi, quindi tutta l'attività giovanile deve essere vista sempre in prospettiva. Le medaglie, i tempi e le misure ci interessano, ma ci interessa di più che questi ragazzi crescano per gradi e che siano pronti ad affrontare l'atletica vera quando ci sono i mondiali e le Olimpiadi, ma quelli veri. I campionati italiani allievi e cadetti coinvolgono un comune intero, più di 150 volontari agli ordini di Walter Colbachini, anima dell'atletica jesolana, fra i quali troviamo 4 medici e numerosissimi studenti. Ho trovato dei dirigenti scolastici che hanno capito l'importanza di queste manifestazioni, che era un'occasione, un'opportunità per i giovani esserci, e hanno esonerato dalle lezioni tutti coloro che vengono ad aiutare. Ma non finisce qui. Che Jesolo ami davvero l'atletica leggera lo si capisce dalle parole dell'assessore Valiante. Abbiamo uno stadio che è di prim'ordine con 8 corsie nella pista di atletica, abbiamo 6 spogliatoi, abbiamo una palestra interna allo stadio Picchi, per cui oltre a questo abbiamo anche poi la capacità ricettiva da parte degli alberghi e da parte anche del villaggio Marzotto che sosterrà i ragazzi dei cadetti nel fine settimana dell'11, 12 e 13 ottobre. Pertanto quindi la mia non era una provocazione, quella di chiedere anche alla Federazione Nazionale della FIDAL anche dei campionati nazionali assoluti, in maniera tale da dare anche dimostrazione da parte della FIDAL di un'attestazione, diciamo, di premio per quello che Jesolo ha dato negli anni precedenti con i cadetti, poi con gli allievi, speriamo anche con i campionati nazionali assoluti. Il futuro dell'atletica tricolore è di scena a Jesolo. Campionati italiani individuali allievi e campionati italiani individuali e per regioni cadetti. Jesolo, stadio Armando Picchi, dal 4 al 13 ottobre.